Gloria a Dio. Se non c'è nessun altro che vuole testimoniare, vogliamo condividere la parola del Signore insieme e ho in cuore di leggere il capitolo 3 dell'Epistola di Paolo agli Efesini. Efesini, capitolo 3. Gloria al Signore, ma poi sottolineeremo dal versetto 14 in poi fino al 21 la preghiera di Paolo per gli Efesini, ma leggiamo dall'inizio il primo verso, capitolo 3 di Efesini. Amen. A Dio sia la lode e la gloria. Inizio la lettura. Per questa ragione io, Paolo, il carcerato di Cristo Gesù per voi, o gentili, senza dubbio avete udito della dispensazione della grazia di Dio che mi è stata affidata per voi, come per rivelazione mi sia stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto in poche parole. Leggendole potete capire la conoscenza che io ho del mistero di Cristo. Questo mistero nelle altre epoche non fu fatto conoscere ai figli degli uomini nel modo che ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui. Vale a dire che i gentili sono eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante l'Evangelo, del quale io sono stato fatto ministro, in virtù del dono della grazia di Dio, largitami secondo la virtù della sua potenza. A me, dico, che sono da meno del minimo di tutti i santi, è stata data questa grazia di recare ai gentili la buona notizia delle imperscrutabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose, affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio, conforme al proponimento eterno che Egli ha mandato a effetto nel nostro Signore Cristo Gesù, nel quale abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia, mediante la fede in Lui. Vi chiedo perciò che non veniate meno nell'animo a causa delle tribolazioni che io patisco per voi, poiché esse sono la vostra gloria. Per questa ragione io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, perché Egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, affinché radicati e fondati nell'amore siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ora, a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente al di là di quel che domandiamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Accomodatevi pure. Gloria al Signore. Una bella lettura.
Alleluia. L'Apostolo Paolo scrive a questa chiesa in Efeso, che geograficamente ancora oggi esiste Efeso, si trova in Turchia. Quindi non è una città ebrea o un popolo ebreo, ma è un popolo cosiddetto pagano. Nella parola di Dio, nel Nuovo Testamento, troviamo questo termine, i gentili. I gentili si riferisce al popolo pagano, non ebreo, che si è convertito, no? All'Evangelo. E Paolo, in questi versi che abbiamo letto, in questo capitolo 3, fa capire che lui ha ricevuto mandato da Cristo per annunciare l'Evangelo ai gentili, a tutte le genti. Amen. E grazie a questo mandato che Cristo ha dato a quest'uomo, suo servitore Paolo, l'Evangelo è giunto a noi non ebrei. Amen. La parola di Dio è giunta a noi non ebrei, gentili, i pagani, eravamo pagani, ma adesso Dio ha fatto dei due popoli un solo popolo. Amen. E quindi possiamo dire noi siamo il popolo di Dio, parte del popolo di Dio, ci sentiamo vicini agli ebrei, non condividiamo alcune scelte politiche, stanno facendo guerre e ammazzano le persone, va bene, questo è un altro discorso, ma da un punto di vista spirituale possiamo dire noi siamo il popolo di Dio. Gloria a Dio. Paolo si definisce il prigioniero di Cristo per voi. Soffriva in catene l'Apostolo Paolo, era prigioniero dei Romani, perciò si definisce il prigioniero di Cristo per voi. Perché era stato arrestato? Perché predicava l'Evangelo. Gloria al Signore. La Chiesa era particolarmente afflitta, soprattutto quelle comunità da lui aperte, da lui evangelizzate, no? E vedevano in lui un punto di riferimento umano, un leader umano. E quindi, saputo che Paolo era in catene, prigioniero, erano afflitti. Gli mancava un punto di sicurezza. E Paolo scrive queste lettere per incoraggiare le chiese. Gloria a Dio, perché niente e nessuno mai potrà fermare l'opera di Dio. Amen, alleluia. Ci crediamo? Amen. Anche se noi uomini possiamo essere fermati, ma nulla può fermare, nessuna autorità umana, nessuno al mondo potrà mai fermare l'opera dello Spirito Santo che continua. Anche quando noi possiamo trovarci in catene, lo Spirito del Signore continua l'opera sua, la Chiesa continua ad andare avanti anche nelle tribolazioni. Alleluia. E l'Apostolo Paolo dice a questa Chiesa che a lui è stato rivelato in un modo glorioso, e sappiamo come è stato chiamato l'Apostolo Paolo, vero? È stato rivelato questo mistero di Cristo. Che Cristo vuole non sia più un mistero, ma Cristo vuole rivelarsi pienamente a tutti coloro che lo accettano. Amen. Amen. Nel corso dei secoli antichi era un mistero, il mistero della venuta del Messia, il mistero di questo Dio che si rivela a questo popolo e a solo questo popolo. Il Dio degli ebrei rimaneva un mistero, ma adesso nel corso dei secoli, con la venuta di Cristo, ecco, Dio vuole rivelarsi a tutti e non vuole più che rimanga un mistero, ma Dio vuole rivelarsi e si è rivelato pienamente nel suo figliolo Gesù, per mezzo degli apostoli che egli ha chiamato alla predicazione del Vangelo dopo Cristo. Amen. E quindi dice l'Apostolo Paolo: vi chiedo
che non veniate meno nell'animo a causa delle mie tribolazioni, perché questa è la vostra gloria. Amen? Cioè, anche se io, Paolo, sono limitato, sono qua in catene, alleluia, Dio continuerà a benedirvi. Amen? Dio continuerà a rivelarsi nella vostra vita, ed è per questa ragione che io piego le mie ginocchia davanti al Padre. Affinché, tanto che io non posso più essere con voi fisicamente, io prego il Padre affinché Egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati nell'uomo interiore, nello spirito suo. Amen. Gloria a Dio. Cosa ci fa capire questo? Che per Paolo era importante l'azione dello Spirito Santo non solo nel suo ministero, ma anche nella Chiesa. Ogni anima doveva crescere per mezzo dello Spirito Santo. Amen. 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 Alleluia. Certamente si cresce un pochino ascoltando le predicazioni, certamente si cresce un pochino studiando la parola, ascoltando gli studi della parola di Dio, ma quello che fa crescere principalmente unendo la parola che ascolti, unendo gli studi, l'esempio di coloro i quali Dio ha chiamato a lavorare nel suo campo, è l'azione fondamentale dello Spirito Santo. Amen. E il suo lavoro nessuno lo può sostituire. Amen. Ci crediamo? Amen. Alleluia. Quindi è buona la predica, è buono frequentare i culti, è buono tutto, ma è buono anche cercare questa pienezza nello Spirito Santo. Amen. Amen. Perché è solo lo Spirito Santo convince. Non sono i ragionamenti umani che convincono, è lo Spirito Santo che convince e che tocca il cuore. Amen. Amen. Alleluia. Di che cosa convince? Di peccato. Cioè ti fa ammettere, se ti tocca il cuore lo Spirito Santo, se permetti allo Spirito Santo che tocchi il tuo cuore, tu non puoi non riconoscerti peccatore. Ti convince di peccato. Ti convince di giustizia, di ciò che è giusto. Ed è giusto servire Dio. Amen. È qualcosa di giusto. Bisogna servire Dio e riconoscere che c'è un Dio Amen. che vuole qualcosa da noi che siamo sue creature. Amen. Ed è giusto così. E poi ci convince anche di giudizio. Questo Dio, che è l'unico Dio, un giorno ci chiamerà a giudizio di come lo avremo servito. Amen. Di quello che abbiamo fatto, come abbiamo servito il suo nome, della testimonianza che abbiamo dato, se siamo stati ubbidienti, amen, coerenti, riceveremo la giusta retribuzione un giorno, quando saremo alla sua presenza. Quindi l'Apostolo Paolo si preoccupa per la Chiesa, perché sa che non basta solo ascoltare una volta alla domenica la parola di Dio. E non basta cantare, non basta lodare, non basta suonare, non basta. Quello che è necessario è aprire il cuore e permettere allo Spirito Santo di fare il suo lavoro. Amen. 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 Alleluia. Noi siamo l'argilla e lui è il vasaio, è vero. Bisogna che ci lasciamo plasmare nelle sue mani gloriose. Apriamoci allo Spirito suo. Amen. Questa è la sua preghiera. E la preghiera di Paolo è salita al cielo. Amen. E ancora oggi credo che il Signore stia soddisfando questa preghiera di Paolo, che è anche la preghiera di ogni conduttore di chiesa. Signore, battezza nello Spirito Santo. Amen. Ma non perché io voglio sentir parlare in lingue, che mi piace parlare in lingue, sento. No, ma perché so che ogni credente che mi è stato affidato
prima di essere nelle mie mani, è nelle mani dello Spirito Santo. Amen. Può realizzare in un modo profondo ciò che è Dio in spirito e verità. Amen. Cose difficili da spiegare con uno studio o una predicazione semplice. Amen. La profondità dello spirito è qualcosa che dobbiamo vivere, provare. Nessuno ce lo può insegnare. Amen. Alleluia. Sta a noi aprirci per ricevere ciò che Dio vuole che noi riceviamo. Amen. Io me ne vado al Padre. Lo ha detto Gesù, vero? Alleluia. E quando io me ne sono andato, verrà il Consolatore, lo Spirito Santo, che il mondo non può ricevere, ma voi lo riceverete, perché sarà in voi e sarà con voi. Amen. Amen. Egli prenderà del mio e ve lo annuncerà e vi ricorderà tutto quello che io vi ho detto. Amen. Amen. Alleluia, ecco il mistero svelato per lo Spirito. Lo Spirito Santo ci parla dei misteri del cielo, ce li fa vivere, ce li fa interiorizzare. Amen. Alleluia. E ci fa parlare della svariata grandezza dell'amore di Dio. Alleluia. Quindi per questa ragione io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome. Vuole dire che Dio è il creatore. Amen. E io prego l'Iddio creatore, Amen. perché Egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore. E faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. Possiamo dare un amen? Amen. La sua preghiera è: Padre, ti prego, riempli di Spirito Santo e fa che per mezzo della loro fede Cristo Gesù, quel Cristo che io ho conosciuto e tu mi hai fatto conoscere apparendomi quel giorno, vi ricordate la conversione di Paolo? Alleluia, quel Gesù abiti per mezzo della fede nei loro cuori come abita nel mio cuore. Alleluia, questo pregavo. Fratelli, questa deve essere la nostra ricerca. Cristo deve abitare dentro di noi, perché altrimenti non saremo diversi da chi non frequenta la Chiesa, da quelli che non credono a niente, da quelli che credono nella religione, da quelli che hanno i propri pilastri su cui appoggiarsi e le cose che poi cadono. No, la nostra fiducia è incrollabile perché è in Cristo Gesù. Amen. Deve essere incrollabile, perché dice dobbiamo essere radicati e fondati nell'amore. Radicato vuol dire un albero, a me, che ha belle radici e quindi è bello a vedersi. E alberi non solo belli a vedersi, ma anche quando Gesù si avvicinerà un giorno a quest'albero possa prendere un frutto. Amen. Gloria a Dio. Radicati e fondati. Un altro termine, radicare dall'idea dell'agricoltura, no? Quindi radici, alberi. E l'altro termine, fondati, c'è l'idea della costruzione. La costruzione senza fondamento non è costruzione, o no? Amen? Dobbiamo badare su cosa edifichiamo. Su cosa è edificato? La tua fede? Su qualcosa di incrollabile. Il suo nome è Cristo Gesù. Amen. Amen? Su cosa è edificato la tua fede? La mia fede l'ho edificata sul pastore Tizio, Caio e Sempronio, meraviglioso pastore. E allora è una fede che crollerà, caro amico. Amen. Su chi hai edificato la tua fede, il tuo fondamento, il tuo rapporto con Dio? Su quella chiesa splendida, grande. Che bello, come metto il piede, già quella musica
e allora la tua fede crollerà. Perché non è la musica che fa sentire la presenza del Signore, è un concetto errato. Non è il bel canto che fa sentire la presenza del Signore. La presenza del Signore la senti tu ed io quando siamo insieme, quando siamo afflitti e cerchiamo aiutaci, Signore. Amen. Lì sentiamo la presenza del Signore. O quando ci mettiamo d'accordo per dire lodiamo il nostro Signore insieme, anche se non hai nessuna particolare afflizione, ma desideri interiormente di innalzare il suo nome, ti unisci con un altro fratello, sorella, gloria a Dio, lì c'è la presenza del Signore. Amen. Alleluia. Quindi radicati e fondati, dice l'Apostolo Paolo. Questo desidera ogni pastore, di avere dei fratelli, delle sorelle radicati e fondati nel Vangelo, in Cristo Gesù, nella parola. Amen. Amen. Alleluia. E affinché radicati e fondati nell'amore siate resi capaci, guardate che profondità, di abbracciare con tutti i santi, significa con tutti i credenti del mondo intero. È bello, vedi, e conosci altri fratelli in Cristo, altre sorelle non hai mai visto, però qualcosa ti unisce, qualcosa di inspiegabile, è l'amore di Dio. Amen. È lo stesso sacrificio che è stato compiuto sulla croce, che vale per entrambi. Amen. Alleluia. Il quale dice: siate radicati e fondati nell'amore e siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo. Amen. E guardate che non tutti siamo capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la lunghezza, la larghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo. Perché se fossimo capaci di contenere anche una briciola dell'amore di Cristo, saremmo capaci di guardare gli altri e perdonarli quando ci fanno un torto. Siete d'accordo? Amen? Amen. Perché il Signore ci guarda e ci perdona. Dio ci guarda attraverso il suo figliolo Gesù e ci perdona. Sa che siamo miseri, bisognosi, incapaci. Se non fosse per la sua mano che Egli ha steso per noi, per mezzo del suo figliolo Gesù, noi non avremo alcuna speranza. Gloria a Dio. Alleluia. L'Apostolo Paolo conclude questa porzione di lettera, questo capitolo che abbiamo letto, incoraggiando ancora la Chiesa che Dio può ogni cosa. Amen. Affermando questo, ora a colui che può, Dio può, amen, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente al di là di quel che domandiamo o pensiamo. È un grande incoraggiamento per me. Alleluia, amen. Perché se prego il Signore per un qualcosa che mi aiuti, così ai miei occhi è grande, ma so che Dio può fare infinitamente di più. Amen. Liberami, Signore, da questo ostacolo, da questo problema. E Dio non solo lo può fare, ma può fare anche di più. Amen. Oh Signore, ti prego, quanto ho ascoltato, Signore, questa malattia, se tu mi vuoi io sono là, no? Vuoi che mi chiami, sono là pronto. Allungami i giorni della mia vita affinché possa vedere mio figlio sposarsi. No, ma Dio può fare ancora di più. Può guarirti completamente. Amen. Non solo può allungare i giorni o toglierteli, ma può guarirti completamente. È un grande incoraggiamento per la Chiesa. Ora a colui che può, mediante la potenza che opera in noi opera
una grande potenza. E spesso non ce ne rendiamo conto, cari fratelli e sorelle in Cristo. Amen. Opera una grande potenza, la potenza di Dio. Quando decidi di affidare il tuo bisogno, il tuo problema, la tua difficoltà a Dio e lo preghi con fede, c'è una grande potenza nelle tue mani. Devi solo rendertene conto. Amen. Perché nel nome di Gesù tutto è possibile per chi crede. Amen. Quindi a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente al di là di quel che domandiamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. E ancora oggi, dopo 21 secoli, ancora oggi la gloria è a colui che tutto può. Amen. Amen. Ancora oggi, nei secoli dei secoli, se verranno ancora secoli, prima del ritorno di Gesù, questo verso si ripeterà e sarà sempre attuale. Amen. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. E nella Chiesa e in Cristo Gesù. Amen. Amen. Così conclude l'Apostolo Paolo. E noi vogliamo ringraziare il Signore per questo incoraggiamento. Amen. Ad aprirci ancora a Cristo Gesù il Signore e affinché possiamo comprendere ciò che per oggi è stato fino ad oggi un mistero per noi. Alleluia, vogliamo comprendere il mistero dell'amore di Dio che si è rivelato in Cristo Gesù il suo figliuolo. Amen. E allora faremo attenzione a come ci comportiamo, ad ogni scelta. Amen. A come confrontarci con gli altri, perché desidereremo essere figli di luce e lo Spirito Santo ci parlerà in cuor nostro e ci comunicherà anche il volere del Padre, l'ammonimento del Padre, la benedizione del Padre, il rimprovero del Padre. Amen. Alleluia. Vi invito ad alzarvi in piedi, gloria al Signore. Vogliamo stare in preghiera. Alleluia.